Parliamo ora di sicurezza e in questa intervista a Gastone Mascarin, capogruppo del PDL a Portogruaro, un ragionamento che parte da certi allarmi su Portogruaro ma poi si estende, come vedete, molto più in là. Parliamo del problema sicurezza a Portogruaro con Gastone Mascarin, capogruppo del PDL. Allora, che cosa avete da dire all'amministrazione comunale? No, da dire, per carità, poi la soluzione non è mai facile, quindi non si sta qua a fare... Però se fate l'opposizione, insomma... Bravo, no, ma intendo dire che qua non vogliamo fare i guru della materia, però quello che mi fa un po' specie è, ho letto che il sindaco ha scritto al prefetto e al questore. Più che scrivere al prefetto e al questore, visto che è anche dentro nell'ANCI a livello abbastanza importante, si faccia promotore di azioni che richiedono certezza delle pene, che richiedono inasprimenti, che richiedono forme per cui la vera delinquenza poi vada a finire veramente in galera. Quindi le dice che dovrebbe avere un maggiore ruolo, più incisivo anche a livello nazionale, appunto nell'associazione dei comuni per cambiare le leggi, insomma, per spingere a cambiare le leggi. Ma certo, ma lui ce l'ha il ruolo, cioè non è che avendolo dovrebbe farlo rimarcare in quel modo. Faccio un esempio, abbiamo fatto alcuni anni fa sulla videosorveglianza un progetto per il quale loro hanno fatto una difficoltà enorme a portarlo avanti, hanno solo preso il contributo dalla regione. Io adesso faccio una domanda al sindaco, ci faccia sapere e ci dica quanti reati sono stati individuati attraverso le telecamere che sono insediate a Portogruaro, quante funzionano, come funzionano e i risultati che danno. Però questo ruolo propulsivo a livello politico nazionale, insomma, il sindaco Bertoncello fa parte dell'opposizione a livello nazionale, no? E invece non dovrebbe fare il governo queste leggi più dure, più severe? No, ma guardi, lei sa benissimo che l'ANCI, io credo di poter dire, ha un'importanza notevole all'interno dei gruppi dei comuni. Quindi, il Parlamento, voglio dire, dovrebbe contare di più. Ma qua non si tratta, vede, non si tratta perché magari fra qualche anno ci sarà su la controparte. Qua non è un problema di destra o di sinistra, qua è un problema che la gente non ne può più. Ma sul piano della sicurezza, lei è un po' deluso anche da quello che non ha fatto ancora il centrodestra? Ah, ma certamente, ma non mi costa niente dirlo, nel senso che vedo comunque un Maroni che veramente ha fatto un lavoro egregio, forse da ministro uno dei ministri migliori sotto questo aspetto. Però qua noi cos'è che vediamo, mi scusi? Vediamo nei giornali gente che è arrestata e i giornalisti elencano una serie di reati per cui uno si chiede, un cittadino si chiede, ma cosa ci sta a fare questo qua ancora in giro? E noi ci ritroviamo invece con i Pannella che continuano a fare scioperi della fame, a dire che le carceri sono... Ma io mi domando, ma Abele, di Abele, chi è che si occupa? Ma perché di Abele nessuno se ne occupa? Non ho mai sentito Pannella io dire che la gente ti entra nelle case e ti riempie di botte per 4 stupidate da portarti via. Ma stiamo scherzando, e la gente non ne può più. Guardate che la corda, come in qualunque corda al mondo, per tanto possa essere sofisticata, tira, prima o dopo si rompe.